Buongiorno, buongiorno, sempre in diretta con Focus TG. Andiamo subito a Vicenza da Luisa Bertini e da Simone Squarcina per la parte tecnica, perché la rabbia dei residenti di Via Napoli per le continue risse, il degrado senza freni. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio in via Napoli, all'angolo con via Battaglione Monteberico, dove un gruppo di residenti si incontra tutte le sere proprio con l'obiettivo di riappropriarsi del quartiere. Domani saranno ascoltati in prefettura dal prefetto, perché hanno avviato una raccolta firme per chiedere la zona rossa proprio qui in questo quartiere. E intanto io ringrazio i nostri ospiti per essere con noi, il consigliere regionale Gio Formaggio, il consigliere comunale Nicolò Naclerio. Partirei con il consigliere regionale, perché ha avviato a sua volta una raccolta firme per quello che riguarda la zona rossa in centro storico, anche lì teatro di episodi e vicende di degrado e violenza. Sì, ringrazio innanzitutto i cittadini di via Napoli che sono già partiti con la raccolta firme, l'ho detto ai microfoni di Focus anche l'altra sera. Zona rossa subito, è quello che serve a Vicenza, sta funzionando a Verona, funziona a Padova, funziona a Venezia, funziona a Treviso, non vedo perché a Vicenza non dobbiamo farlo. Ricordo che siamo uno delle più belle, Vicenza è una delle più belle città del Veneto e non solo, e non merita tutto questo degrado. Tossici, balordi, spacciatori, prostitute e delinquenti. Non si può neanche più uscire di sera. Ormai la città è in mano loro, riprendiamoci la città con le maniere forti, direttore, con le maniere forti, perché con le buone questa gente qua non lo capisce. Ecco, e io tornerei a parlare anche con altre iniziative, quindi si può chiedere anche qua un presidio fisso della polizia locale, oltre al fatto che notizia di ieri è che l'organico della questura è stato rimpinguato per quello che riguarda il commissariato di Bassano e un po' Vicenza ne risente. Sì, qui abbiamo l'amministrazione Possamai che dopo 2 anni si accorge che a Vicenza c'è un problema di sicurezza. Noi siamo stanchi di sentire questo continuo piangere da parte del sindaco che si lamenta che gli uomini della questura, la carenza dell'organico è insufficiente. Ecco, noi diciamo che i numeri della questura sono gli stessi di quando c'era il sottoscritto e non mi sono mai lamentato una volta di questo, anche quando il governo non era di centrodestra. Quindi utilizzi al meglio i suoi 130 uomini della polizia locale che ha, e al posto di fare 2 milioni in più di euro di multe, come abbiamo visto l'anno scorso, di impegni al controllo del territorio. Ecco, un controllo del territorio capillare, zone rosse, insomma l'avete sentita, questa è un po' la situazione da via Napoli. Per il momento è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molto a Luisa Bertini da Vicenza ai suoi ospiti. La polizia locale ha fornito dei dati veramente inquietanti, perché sono stati effettuati 6.700 controlli dall'inizio dell'anno e quasi 800 le dosi di stupefacenti sequestrate dal NOS nel corso delle 75 operazioni di contrasto alla droga. Lotta allo spaccio e al degrado in città derivato dal mercato e dal consumo di droga. La polizia locale è impegnata incessantemente fin dai primi giorni dell'anno, presenta i dati dei primi 5 mesi del 2025. Complessivamente sono state oltre 6.700 i controlli operati dagli agenti che hanno permesso di identificare più di 670 persone, sequestrando quasi 800 dosi di stupefacente. Sono stati ben 75 gli interventi che sono stati operati dalla polizia locale in materia di microspaccio in questi primi 5 mesi del 2025, che hanno condotto anche a 5 arresti di persone pregiudicate già conosciute. Siamo sugli stessi numeri del 2024, dove avevamo condotto 150 operazioni, interventi verso il microspaccio che tanta criticità poi infondono nei confronti dei cittadini, creano allarme sociale. L'anno scorso infatti, appunto ripeto, 150 gli interventi,
e 15 arresti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. Coinvolta l'unità cinofila, la squadra antidegrado e quella del settore interno della polizia giudiziaria. Protagonista però il nucleo operativo speciale che oltre agli arresti ha denunciato 22 spacciatori e segnalato oltre 45 assuntori di droga. L'attività ha portato anche una cosa interessante a 41 perquisizioni sia personali che domiciliari. Domiciliari perché partendo proprio dall'area verde di Campomarzo dove stazionano gli spacciatori siamo riusciti ad individuare gli appartamenti dove alcuni di loro alloggiano e quindi siamo riusciti con questo a fare alcune perquisizioni che hanno portato poi a esito positivo. L'epicentro dello spaccio resta Campomarzo dove le dosi di cocaina e eroina da 0,2 grammi costano mediamente 10 euro, un incentivo pericoloso per la diffusione della droga. Lo spaccio però risente dell'attività di contrasto delle forze dell'ordine. I controlli che noi mettiamo in atto nelle aree verde chiaramente comportano ad una modifica del loro modus operandi. Sicuramente chi va ad acquistare sostanze stupefacenti sapendo che l'area è abbastanza controllata a volte ha paura di andarci perché proprio paura di essere controllato. Quindi qualcuno si sta spostando nei quartieri, cosa che comunque grazie anche alle segnalazioni dei residenti stiamo riuscendo ad individuare e stiamo effettuando tutti i controlli e le operazioni del caso. E alla polizia locale vanno i ringraziamenti del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai che però chiede maggiori interventi da parte del governo. Abbiamo chiesto alla squadra antidegrado e al nucleo operativo speciale della polizia locale in questi mesi una stretta in maniera particolare sul microspaccio, sulle situazioni di degrado in centro storico e nei quartieri. Sono state centinaia le persone identificate e soprattutto tantissime le operazioni che hanno consentito di togliere dalla strada persone dedite all'attività dello spaccio. Ovviamente non basta, è una stretta che deve continuare a essere sempre più forte. Abbiamo però bisogno da parte dello Stato di strumenti. Non è pensabile avere dei DASPO, cioè dei provvedimenti che in teoria proibiscono di avvicinarsi ad alcuni luoghi a chi ha commesso reati che però non funzionano perché queste persone ricevono il DASPO e poi ritornano nello stesso posto. Servono norme più incisive, serve dare la possibilità alla polizia locale ma soprattutto alle forze dell'ordine di fare il loro lavoro in maniera efficace perché oggi il rischio è di continuare a intervenire sempre sulle stesse persone che continuano a ritornare a delinquere e a causare problemi alla cittadinanza. È quello che abbiamo detto con forza anche ieri in Consiglio Comunale perché noi vogliamo che Vicenza sia una città sicura, una città che consente ai vicentini di vivere in totale serenità. E non potrà più entrare in aree urbane e locali per 3 anni, ma nemmeno alle manifestazioni sportive per 3 anni il trapper Baby Touché. A decidere questi nuovi DASPO nei suoi confronti e nei confronti di un 27enne che era con lui, il questore di Padova, dopo l'aggressione avvenuta nella piscina di Monselice. Dopo la denuncia per minacce e lesioni personali in concorso con un 27enne, per Baby Touché, il trapper 21enne di Monselice, arrivano 2 DASPO di 3 anni ciascuno e un foglio di via di 4 anni dalla città della Rocca. A decidere il questore di Padova, Marco Dorisio, dopo la violenta aggressione ai danni del titolare e di alcuni addetti della piscina di Monselice avvenuta nel primo pomeriggio del 4 giugno scorso. Baby Touché era entrato nell'impianto con alcuni amici. Uno di loro si era rifiutato di pagare il lettino come prevede il regolamento. Da qui era nata un'aggressione ai danni di una giovane addetta, proseguita poi, nonostante l'arrivo dei carabinieri, nei confronti del titolare che era dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Un episodio violento a cui nella notte tra venerdì e sabato era seguito un tentativo di furto con danneggiamento nell'area del bar. Particolarmente duro il provvedimento adottato dal questore nei confronti del trapper e del 27enne che era con lui. Il DASPO Willy per 3 anni prevede il divieto di accesso alle aree urbane e locali di tutta la provincia di Padova. Il DASPO fuori contesto, il divieto di accesso per 3 anni
e anche di assistere a tutte le manifestazioni sportive nel territorio nazionale. A carico di Baby Touché, il questore ha anche firmato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dal comune di Monselice per 4 anni, misura che va ad aggiungersi ai fogli di via già emessi per i comuni di Padova, Ponte San Nicolò, Venezia e Vicenza. Nell'occasione il questore ha firmato anche 4 DASPO sportivi della durata di 3 anni, validi in Italia e in tutta l'Unione Europea, per 4 giovani padovani tra i 19 e i 23 anni. Servizio di Chiara Gaiani. A riguardo sentiamo proprio il dottor Marco Dorisio, questore di Padova. Quasi educativo vuole essere questo provvedimento? Sì, ma parliamo di misure di prevenzione personali, no? Quelle che appunto competono al questore, previste dall'ordinamento giuridico, quindi da un lato l'esigenza immediata di ripristinare serenità, sicurezza, tranquillità nei luoghi dove normalmente si vive una socialità, come può essere un bar dove le persone si recano così per un momento così di relax, come può essere un locale di pubblico intrattenimento, un locale da ballo, quindi luoghi dove si vive la socialità, quindi garantire che cosa? Serenità, fruizione alle persone che ci vanno in sicurezza, serenità e tranquillità. Dall'altro lato, come ha detto lei, anche essendo una misura appunto preventiva, cautelare, anche di prevenzione, anche di educare o quantomeno far riflettere il destinatario affinché cessi dalle proprie condotte violente, gravi, antisociali, e questo processo passa attraverso la consapevolezza e la responsabilizzazione della persona destinataria di questo provvedimento di prevenzione. L'accoltellamento un mese fa al parco della Coccinella a Limena, i carabinieri hanno denunciato 4 minorenni con l'accusa di lesioni aggravate. Avevano accoltellato un 23enne, l'amico di 17 anni che aveva provato a difenderlo il 10 maggio scorso nel parco della Coccinella di Limena. I 4 minorenni denunciati dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate in concorso. 3 giovanissimi hanno 17 anni, uno appena 15. Secondo quanto ricostruito dai militari, che hanno anche recuperato e sequestrato, nascosto in un cespuglio, un coltello lungo 31 centimetri, i 4 avevano aggredito il 23enne che era stato raggiunto da una coltellata al fianco e al gluteo, colpendo di striscio anche l'amico. I 2 giovani si erano poi rivolti al pronto soccorso di Padova, dove erano stati curati e dimessi con una prognosi di 15 giorni. I carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni di Venezia, hanno identificato anche chi fra i 4 aveva in mano il coltello, che è stato denunciato per porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere. I carabinieri di Cittadella hanno denunciato 3 baby rapinatrici ritenute responsabili di una aggressione, una vera e propria spedizione punitiva ai danni di una rivale in amore durante la Perishow. Era stata curata dolorante dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Padova, da dove era stata dimessa con una prognosi di 8 giorni la giovanissima vittima di una vera e propria spedizione punitiva trasformatasi in rapina. I fatti risalgono allo scorso 3 maggio. La giovanissima partecipa con migliaia di persone alla Perishow ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. Qui viene individuata da 3 ragazze, identificate dai carabinieri della compagnia di Cittadella, che hanno messo a punto un piano per vendicarsi della vittima ritenuta una rivale in amore. Dopo averla circondata e isolata, le 3 hanno dapprima iniziato a offenderla per poi cominciare a picchiarla con calci e pugni, afferrandola per i capelli e strattonandola, facendola cadere a terra, dove le hanno anche rubato il telefono cellulare e la borsetta con all'interno del denaro. Dopo essere stata medicata, la giovanissima ha presentato denuncia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Padova e dalla Procura per i minorenni di Venezia, hanno permesso ai carabinieri di individuare le 3 bulle, tutte residenti in provincia di Padova. Si tratta di una 19enne e di 2 giovani minorenni che sono state denunciate per rapina aggravata in concorso. E a Treviso è stato individuato il responsabile delle svastiche apparse nei mesi scorsi in vari punti di Covolo di Pederobba. Sentiamo. Fanno schifo, cioè non
non so cosa neanche dire sinceramente. Che quei simboli là non è una bella roba, a me non mi piace. Avevano suscitato sdegno e preoccupazione le svastiche apparse tra marzo e aprile a Covolo di Pederobba. Le croci naziste erano comparse in vari punti della città, sopra una centralina elettrica, in 2 cabine dell'Enel e su una pensilina dell'autobus. I simboli di volta in volta erano stati prontamente rimossi dagli operai del comune, con il sindaco Marco Turato che aveva immediatamente denunciato i fatti ai carabinieri. Ora i militari dell'Arma hanno identificato il presunto responsabile. Si tratta di un 29enne del posto, pregiudicato e disoccupato, accusato di imbrattamento continuato di cose altrui. Ad incastrare l'uomo un paio di scarpe trovate dai carabinieri durante una perquisizione domiciliare. I successivi riscontri hanno appurato che proprio quelle calzature erano state indossate durante uno degli episodi. Nelle abitazioni i militari hanno scoperto anche 35 bombolette spray di diversi colori. Fondamentali per l'identificazione i filmati di videosorveglianza urbana. Ai militari il grazie del primo cittadino di Pederobba. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri per l'indagine che ha svolto. Mi auguro che una volta che questa persona venga condannata paghi per ciò che ha fatto, non soltanto per il danno economico alle strutture pubbliche, quanto per il segno ignobile che ha disegnato appunto sui luoghi della frazione di Covolo. Servizio di Francesca Bozza, oggi in regia Mattia Pizzaia, Italo Morao. Vediamo le truffe, i truffatori sempre in azione. Un 73enne di Cornuda, contattato da un finto carabiniere, ha rischiato di perdere 32.000 euro. A Spresiano numerosi cittadini contattati da fantomatici operatori telefonici chiedono dati sensibili per il rinnovo di contratti, quindi bisogna fare molta attenzione. Si è spacciato per un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri ed ha contattato un 73enne di Cornuda. Il truffatore ha indotto la vittima, attraverso una serie di scuse, a recarsi presso la sua banca, la filiale di Maser del Montepaschi di Siena, e a farsi fare un bonifico di ben 32.000 euro. A salvare l'anziano, il direttore dell'istituto bancario, che ha intuito l'inganno e ha bloccato l'operazione in tempo. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri, che hanno scoperto il raggiro. Denunciato in stato di libertà un 19enne campano, disoccupato e incensurato, accusato di tentata truffa aggravata. A Spresiano invece negli ultimi giorni sono arrivate numerose segnalazioni di cittadini raggiunti da telefonate di fantomatici operatori telefonici. Ci sono giunte proprio qui in comune alcune segnalazioni. È dovuto forse a tutti i lavori che stanno eseguendo in queste settimane? Forse sì. Tutti si spacciano per segreterie, direzione, telecom, team e propongono nuovi contratti che il più delle volte hanno dei costi altamente superiori a quelli che sono in essere. In alcuni casi sono stati chiesti dati sensibili. L'appello delle forze dell'ordine è di non comunicare mai dati personali telefonicamente se non si ha la certezza di chi sta chiamando. L'assessore Mestriner: prestate massima attenzione. Lo stesso sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, attraverso i social, aveva lanciato un allarme mettendo in allerta i cittadini. Questa è una nuova frontiera, delle truffe, che assieme a quella dell'incidente con il figlio, piuttosto che a quella di finti tecnici del gas o dell'elettricità che chiedevano di farsi dare le bollette, c'è anche questa che praticamente nei territori dove adesso stanno facendo lavori per il posizionamento della fibra, cosa che sta accadendo praticamente in tutto il Veneto e oltre, qualcuno cerca di fare il furbo. Intanto continua serrata l'attività investigativa e confermata l'attenzione dell'Arma nel contrasto alle truffe, soprattutto quelle rivolte a soggetti vulnerabili mediante l'uso fraudolento di identità istituzionali. Servizio di Daniela Sizzia. Adesso andiamo in diretta a Venezia, in piazza San Marco, da Ilaria Marchiori e da Sandro Ponchi, il nostro operatore, perché sono comparsi i nuovi banchetti degli ambulanti. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, ve li faccio proprio vedere. Questo è uno dei 35 nuovi banchetti, un prototipo. Qui insieme a me c'è Roberto Pancera, presidente di Confcommercio Venezia, che ci spiega subito che cosa cambia con questi nuovi banchetti. Questo è un progetto arrivato a termine in questi giorni, gli ultimi dei 35 banchi sono stati posizionati. Il progetto nato anni fa
dal compianto presidente Magliocco, che voleva dare delle condizioni di lavoro agli operatori migliori rispetto al passato. Oggi abbiamo una struttura realizzata da un'azienda fabbrile muranese che dà la possibilità di esporre la merce in modo molto più organico e decoroso e dà la possibilità agli operatori di resistere alla calura estiva grazie a un tendalino che viene utilizzato tutto il giorno e quindi dà la possibilità di ripararsi dal sole e in caso di improvvisi scrosci di ripararsi dalla pioggia. Quindi abbiamo una piazza San Marco che si presenta con un'immagine ordinata, uniforme, tutto uguale, allineata con quel progetto di innalzamento della qualità dell'offerta commerciale della città che da tanti anni stiamo cercando e che si sta lentamente realizzando in tante parti della città. E anche il modo in cui sono strutturati non permette la concorrenza sleale. Perché? Perché la struttura non dà possibilità di essere modificata e perché anche c'è una sorta di etica generalizzata da parte degli operatori che si controllano reciprocamente perché sanno che questa struttura ha dato loro delle dimissioni maggiori ma non si può più sgarrare. Benissimo, grazie a Roberto Pancera. Io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, Sandro Ponchio, e da Venezia andiamo direttamente a Roncade perché continuano i raid dei ladri, i cittadini sono esasperati. Andiamo in diretta da Elena Dal Forno con Simone Merlo per la parte tecnica. A te Elena. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Siamo qui con il sindaco di Roncade, Marco Donadel, che ci spiegava proprio una delle ragioni per le quali questo territorio è bersagliato dai furti. Sì, buongiorno. Diciamo che Roncade è in un punto strategico anche per chi vuol delinquere, perché si trova a 5, massimo 10 minuti da 3 caselli autostradali, a strade statali, strade provinciali che la attraversano e pertanto risulta un luogo ideale anche per chi vuol delinquere. Ecco, questi furti particolarmente fastidiosi e anche nonostante le telecamere di sorveglianza che comunque aiutano. Le telecamere di videosorveglianza aiutano, soprattutto il lettura targhe. Stiamo presentando un nuovo progetto per un bando che scade qui il 27 di giugno, dove andiamo a implementare la videosorveglianza con un progetto di oltre 20 telecamere tra Roncade e Biancade. Poi abbiamo anche la fortuna di avere, oltre alla nostra polizia, che dalla prossima settimana comincerà anche i servizi serali, 24 servizi serali, proprio per il contrasto ai furti, ma anche la stazione di Carabinieri che in 5 minuti, volendo, riesce ad essere in tutto il territorio comunale. Quindi l'appello che faccio io a tutti i cittadini è quello di prestare la massima attenzione anche in questo periodo dove abbiamo la tendenza di lasciare porte e finestre aperte. Dobbiamo prestare la massima attenzione e alla minima avvisaglia chiamare subito le forze dell'ordine. Ecco sindaco, anche le truffe agli anziani, mi diceva, sono un dramma gravissimo. Sono un dramma gravissimo anche le truffe agli anziani. È bene che con l'ultimo decreto sicurezza siano aumentate anche le pene per chi truffa gli anziani, perché questi malviventi sfruttano le debolezze e la fiducia che i nostri anziani ripongono nelle persone, quindi sono proprio degli atti spregevoli. Ecco, l'ultimo proprio delle persone travestite addirittura da forza dell'ordine, quindi facilmente ingannabili, quindi questi anziani cadono nel tranello. Certo, una decina di giorni fa c'è stata una truffa a danni di una coppia di anziani qui nel nostro territorio, dove si sono presentati 2 vestiti da polizia. Quindi anche qui dico attenzione ai cittadini, perché noi non chiederemo mai di preziosi, oro o altro, e se avete il dubbio chiamate il 112. Ecco, ringraziamo il sindaco Marco Donadel che ci ha fatto una bella panoramica sulla situazione di Roncade. E direttore, ti restituisco la linea. Grazie Elena Dal Forno con Simone Merlo, e restiamo sulla cronaca nera. Non ce l'ha fatto Scenai, l'ex agente carcerario di origine albanese che è stato colpito alla testa da un proiettile domenica mattina a Fontaniva. L'uomo è ricoverato in ospedale a Padova, è morto ieri nel tardo pomeriggio. Si indaga adesso per omicidio.
Troppo gravi le sue condizioni. È morto nel letto della terapia intensiva dell'ospedale di Padova Fatos Cenai, 59 anni, guardia carceraria in pensione di origine albanese. L'uomo era stato colpito da un proiettile alla testa domenica mattina mentre nel suo triciclo andava dalla casa dove viveva con la famiglia alla fattoria didattica dove trascorreva la maggior parte delle sue giornate. Indagano adesso per omicidio i carabinieri che da domenica mattina sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. A soccorrere il 59enne in via Casoni Basse erano stati 2 guardiapesca che intorno alle 8 avevano notato l'uomo a terra, il triciclo capovolto al fianco. Immediato l'intervento del 118. Fatos Cenai era stato portato in elicottero a Padova, ma da subito i sanitari si erano riservati la prognosi. Una famiglia conosciuta a Fontaniva, quella di Fatos Cenai, nell'Alta Padovana si era trasferita dapprima la figlia, che ha 2 figlie, raggiunta poi dalla mamma che fa la badante, e 3 anni fa da papà Fatos. Molti conoscevano il 59enne, una persona ben voluta, tante le domande che restano aperte su una morte per ora inspiegabile. Chi ha esploso il colpo? Fatos Fatai è una vittima casuale o si è trattato di un agguato? Le indagini sono aperte a 360 gradi, tra le ipotesi aperte sul tavolo degli investigatori quella del tragico errore di un cacciatore, ma anche di una possibile vendetta legata al suo passato. I carabinieri a Spresiano, nella Marca trevigiana, hanno fermato una ladra 18enne armata di spray urticante che si era introdotta in un fine anno scolastico, una festa all'Odissea di Spresiano. L'euforia degli studenti arrivati in massa all'Odissea per la festa di fine anno scolastico. Tra loro però girava anche una 18enne conosciuta alle forze dell'ordine perché già pizzicata a mettere a segno una serie di borseggi. A notare la ragazza tra i giovani che ballavano il personale di sicurezza della discoteca. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri che sono arrivati sul posto in poco tempo. L'hanno quindi segnalata, è stata fermata dai carabinieri con 2 orecchini che erano stati rubati nel pomeriggio in una tabaccheria, quindi erano 2 orecchini di bigiotteria, e in più uno spray urticante che solitamente viene utilizzato in questi locali per creare un po' di parapiglia, nella circostanza appropriarsi di collanine o altre cose che vengono trovate poi dai ragazzi. Scoperte in tempo prima che mettesse in atto il suo piano, quello di appropriarsi di monili in oro, portafogli ed orologi di studenti ignari della ladra già nota alle forze dell'ordine. Conosciuta con piccoli precedenti penali, sempre per reati contro il patrimonio, che quindi poi in ragione di questo è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato. Lo spray urticante è stato sequestrato, gli orecchini rubati ad una tabaccheria di Spresiano verranno restituiti al legittimo proprietario. Durante la serata di festa i carabinieri hanno anche effettuato un controllo nel parcheggio della discoteca. Sono stati trovati e sequestrati 0,25 grammi di hashish in possesso di un 17enne residente a Belluno che è stato segnalato alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. L'attività rientra nei consueti servizi di prevenzione e controllo messi in atto dall'Arma, finalizzati a garantire la sicurezza dei giovani e contrastare ogni forma di illegalità in occasione di eventi aggregativi di massa. Ancora incidenti sulle nostre strade, vediamo l'ultimo in ordine di tempo, incidente sulla Nualese, schianto tra auto e moto, un Centauro in gravissime condizioni, ferita anche la conducente dell'auto. E poi vedete vicino ad Aviano una camionetta dell'esercito finisce fuori strada, in questo caso feriti 6 militari. E un gravissimo incidente, quello in cui ha perso la vita un giovane di 31 anni, è successo a Portogruaro, si stava recando al lavoro in moto, fatale lo scontro con un trattore lungo la Postumia, la vittima lascia la moglie ed un figlio piccolo. Lo scontro con un trattore di fronte a questo distributore sulla Postumia non gli ha lasciato scampo. Alle 7 di mattina la vita di Kevin Laster si è drammaticamente interrotta a 31 anni mentre andava al lavoro in moto. Siamo in località Pradipozzo, in territorio comunale di Portogruaro. Kevin arrivava da Cintocao Maggiore, dove lui, originario di Belfiore di Pramaggiore, si era trasferito da poco e viveva assieme alla compagna incinta e ad un figlio che non ha ancora 2 anni. Alla guida del trattore che stava svoltando verso il distributore c'era un agricoltore di 40 anni. Sindaco, lei conosce entrambe le persone che sono rimaste coinvolte nell'incidente? Purtroppo sì, sono sia le persone, le famiglie, sono il ragazzo vittima, il giovane vittima è di Cinto, l'altro ragazzo
è comunque di un comune vicino, ma è legato alla nostra popolazione anche per vicinanza, per scuole, per tutta una serie di occasioni lavorative e anche ricreative, quindi di fatto è una tragedia in casa. Cosa sia successo esattamente potranno stabilirlo solo le indagini dei carabinieri. L'unica certezza è che ogni tentativo dei sanitari di salvare il giovane è risultato vano. Con poco più di 3.000 abitanti, Cintocao-Maggiore è un luogo in cui ci si conosce tutti, così come il sindaco Gianluca Falcomer conosceva Kevin. Ho visto crescere, io me lo ricordo in tutte le fasi in cui insomma ha frequentato le scuole, il GREST, come è cresciuto, ho visto quando ha iniziato a mettere famiglia, lavorava nel supermercato qui vicino al municipio prima di andare a lavorare alla Cesar, dove poi si stava recando stamattina per andare a lavorare, dove nel percorso è accaduta la tragedia. In questa zona sono stati fatti molti sforzi per aumentare la sicurezza stradale. Vicinissimo al luogo dell'incidente, la rotonda di Pradipozzo è stata realizzata e inaugurata meno di un mese fa, poco prima del passaggio del Giro d'Italia, proprio allo scopo di mettere in sicurezza un incrocio molto pericoloso. A Cintocao-Maggiore le carreggiate di Via Roma, la strada che divide la chiesa dal municipio, sono state strategicamente ridotte per limitare la velocità delle auto. Oggi rimane solo il dolore per una tragedia immane che ha scosso l'intera comunità, una comunità in lutto. Come amministrazione, come ente, saremo vicini alla famiglia per capire tutto ciò che è necessario per rendere, un po' lenire un dolore che comunque non scomparirà mai, ma siamo qui. Servizio di Filippo Fois, c'è stato un lutto anche nel mondo del rally, è morto Matteo Doretto, 21 anni, pilota del Pordenonese, coinvolto in un incidente durante i test pre-gara del rally in Polonia. Grave lutto nel mondo delle corse. Matteo Doretto, giovane promessa italiana del rally, è morto a soli 21 anni in seguito a un incidente avvenuto in Polonia durante una sessione di test pre-gara in preparazione alla tappa valida per il campionato europeo dedicato ai giovani talenti. Originario di Corvadazzano X, Doretto si trovava al volante della sua Peugeot 208 Rally 4. Al suo fianco il copilota Samuele Pellegrino. I due stavano affrontando le prove in vista del loro primo rally di Polonia, tappa importante della stagione. Il tragico incidente si è verificato nei pressi di Elganhoho. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto sarebbe uscita di strada, finendo la sua corsa contro un albero. Le cause esatte dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti immediatamente le squadre dei vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Il copilota Pellegrino è riuscito a liberarsi e ad abbandonare la vettura in autonomia. Per Doretto, invece, le condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarlo dall'abitacolo e prestargli i primi soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato inutile. Il giovane è deceduto poco dopo. Matteo Doretto era considerato uno dei nomi più promettenti del rally italiano. Nel 2024 aveva conquistato insieme a Marco Frigo il titolo nel campionato italiano assoluto rally. Nonostante l'impegno internazionale, era rimasto fortemente legato al proprio territorio e aveva partecipato anche all'ultima edizione del rally di Piancavallo, dove aveva ottenuto 3 primi posti di classe nella categoria Rally 4, 2 ruote motrici e Under 25 e un prestigioso 9° posto assoluto. Nelle ultime ore tanti messaggi di dolore e vicinanza che stanno circolando sui social, parole sincere da parte di amici, conoscenti e appassionati del mondo dello sport, uniti nel ricordo di Matteo Doretto. In questo contesto è intervenuto anche il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga, che ha espresso il proprio cordoglio definendo Doretto un giovane talento con una carriera promettente, distintosi per passione e determinazione e ribadendo la vicinanza dell'intera comunità regionale ai suoi cari. Servizio di Federico De Ros della nostra redazione di Udine, ed è di un morto e di un ferito il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sulla A23 all'altezza di Trisaghis. Nonostante 40 minuti di tentativi di rianimazione non c'è stato nulla da fare per il tedesco Rudolf Zormeyer.
Ancora una tragedia sulla A23 nel tratto che da Udine porta a Tarvisio tra i caselli di Gemona Osoppo e quello di Carni a Tolmezzo. Un brutto incidente si è verificato poco dopo le 12:30 all'altezza del chilometro 53,5 e dopo lunghi minuti di attesa lo stesso si è trasformato in mortale. Il bilancio finale dello scontro tra 3 veicoli è infatti di un morto e un ferito. Ancora da verificare le dinamiche dell'incidente in zona Trasaghis nel tratto autostradale in cui incominciano i segnali di rallentamento prima della galleria del Sonplago, attualmente chiusa nella sua parte che va a nord per lavori con tanto di cambio di carreggiata. L'utilitaria rossa su cui viaggiava da solo il tedesco Rudolf Zormeyer, 81 anni, per motivi imprecisati, non da escludere anche un possibile malore, ha continuato ad andare a velocità sostenuta tamponando un pick-up nero che aveva rallentato e che lo precedeva in maniera violentissima. Nella carambola coinvolto anche un furgone bianco di targa italiana il cui conducente e passeggero per fortuna non hanno riportato ferite. Sono scattati subito i soccorsi con l'intervento dei vigili del fuoco, del personale sanitario e della polizia che ha subito chiuso il tratto stradale. La donna passeggera del pick-up nero ferita è stata trasportata all'ospedale di Udine, mentre il personale sanitario ha cercato di rianimare Rudolf Zormeyer, rivolto supino sull'asfalto una volta estratto dalle lamiere dell'auto. Incessanti le manovre di massaggio cardiaco che hanno visto alternarsi tanti elementi del personale sanitario con i vigili del fuoco a tenere un telo per coprire i soccorritori e il ferito dal sole battente. Dopo oltre 40 minuti di tentativi si è capito che non c'era però più nulla da fare. È stato constatato il decesso del cittadino tedesco che presumibilmente stava facendo rientro a casa. La salma ora è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Una volta poi bonificata la zona e rimossi i veicoli incidentati con gli automezzi del soccorso stradale, il traffico, fermo per oltre un'ora, è tornato a defluire smaltendo i quasi 7 chilometri di coda che si erano formati. Una comunicazione di servizio per chi percorre la strada regionale 307 del Santo, che sarà chiusa per lavori dal prossimo 16 giugno e fino al 19 marzo del 2026 all'altezza del Ponte delle Galle nel comune di Loreggia. L'intervento sarà eseguito da Veneto Strade. Sul posto è previsto un piano di deviazioni studiato da Veneto Strade con la polizia locale della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese. Compie 70 anni il campanile di Romano Dezzelino, domani grande festa in paese, ci racconta tutto Vanessa Banzatto con il contributo tecnico di Alessandro Costacurta. Ci troviamo proprio in cima al campanile di Romano Dezzelino che quest'anno compie 70 anni. È una giornata, quella di domani, che sarà intensa, carica di celebrazioni e ricordi per l'edificazione di questo campanile. Con me il parroco di Romano, Don Federico Meneghel, e Roberto Poppi Frison, che è famoso storico e studioso del nostro territorio. Io partirei proprio subito da Don Federico perché domani sarà una giornata speciale. Sì, senz'altro domani vivremo questo compleanno, chiamiamolo così, del nostro campanile. Lo riteniamo un evento importante, come importante è il campanile. Il campanile che non ha solo una funzione pratica di scandire il tempo, suonare le ore, raccogliere i fedeli nella preghiera, ma anche una funzione simbolica, una funzione che si ripropone nel nostro presente dopo 70 anni ancora nella sua originalità. La funzione simbolica, quella del campanile, di unire il cielo e la terra e di portare dentro alle ore dell'uomo, dentro il tempo e le fatiche della nostra gente, la presenza di Dio stesso. Tra l'altro questo campanile è frutto del lavoro di una comunità intera. Ci sono voluti tantissimi anni perché vedesse il termine, la sua edificazione, però c'è stata un'intera comunità che ha lavorato, e questo è il vero senso anche di questo campanile, di questa struttura. Sì, noi vorremmo che domani, in questi giorni, in questo tempo, le pietre di questo campanile potessero parlare, per raccontare la storia di un popolo, la storia di un territorio colmo di tradizioni, di identità, di senso comunitario. Lo faremo, cercheremo perlomeno di far parlare queste pietre, ricordando i fatti, riportando aneddoti, richiamando
anche immagini che hanno segnato la storia di questo luogo, dalla prima pietra fino alla sua inaugurazione. Per questo noi pensiamo che questa festa potrà essere per la nostra comunità anche l'occasione per una presa di coscienza di se stessa, delle proprie origini e per riproporsi, ecco, nel presente con nuova intensità. A far parlare tutte queste pietre domani ci penserà Roberto Popi Frison, perché lei si ritaglierà un tempo per raccontare proprio gli aneddoti principali, le storie che hanno caratterizzato l'edificazione di questo campanile, e poi ci sarà un momento speciale che vedrà coinvolti i bambini con la chiamata del campanile. Sì, infatti abbiamo scelto intanto la data del 13 giugno perché è la data legata al nostro Sant'Antonio da Padova e perché, come ricorda i nostri veci, quel giorno del 55, quando venne inaugurato il campanile, venne benedetto dal vescovo Girolamo Bortignon il 23 aprile di quell'anno, però la gente aveva so bel pareggio, far tutto bene, con calma, e così quel giugno festeggiarono, come festeggeremo noi domani, grazie anche all'associazione che cura diciamo, le attività della parrocchia, il Noi con Voi di Romano. La chiamata al campanile è quando l'altro elemento importante, l'altro simbolo importante del campanile, che quando suona chiama la gente a messa, chiama la gente qui in piazza. In quel caso c'era da costruire il campanile e quando suonava il barco a turno le borgate di Romano scendevano in piazza e veniva a tirare chi mettere a posto mattoni, chi andare a prendere la sabbia, e tutti aiutavano a costruire questo campanile. È stato il lavoro di tutti. Dopo le uova, in più si sono messi anche a tirare su soldi, addirittura dall'estero, dal Venezuela. Grazie a Vanessa Banzatto e Alessandro Costacurta. Vediamo la prima pagina del giornale di Vicenza. Esce di strada e si ribalta con l'auto per evitare un animale. 22enne miracolato, è successo sull'altopiano. Doppio incidente in mountain bike, feriti 2 ragazzi di 16 e 17 anni, questo ad Altavilla Vicentina. E poi arriva il grande caldo, nel fine settimana previsti 35 gradi, ma i percepiti saranno almeno 42. A Bassano 10 nuovi agenti, la questura di Vicenza resta a secco, esulta Finco, l'ira di Possa Mai. È un fiocco azzurro speciale quello di Sara, una giovane abruzzese diventata mamma di Elia da un mese. La donna ha subito un trapianto di cuore e ha portato a termine una gravidanza seguita dal centro neonatale dell'azienda ospedaliera di Padova. Mi ricordo ancora adesso, sono entrata in sala operatoria dicendo spero che andrà tutto a buon fine, perché ho il desiderio, diciamo, di affrontare una gravidanza. Questo desiderio l'ho da subito manifestato e in realtà è stato possibile anche relativamente presto. Un sogno diventato realtà, quello di Sara Rosati, giovane donna abruzzese, da un mese mamma del piccolo Elia. A 20 anni per caso scoprì di essere affetta da una patologia cardiaca rara, una displasia aritmogena del ventricolo, causa tra l'altro di morte improvvisa e che le precludeva la possibilità di diventare madre. Da subito seguita a Padova dopo uno scompenso cardiaco, Sara è stata trapiantata dall'equipe del Gallucci nel 2022. La nascita di Elia, seguita dal centro specializzato di gravidanze a rischio e diagnosi prenatale dell'azienda ospedaliera, un piccolo miracolo. Quando l'ho visto ho pensato e ho gioito del fatto che fosse vivo, cioè nel senso che comunque la gravidanza è stato un percorso consapevole appunto dei rischi che avrei corso e soprattutto ho avuto paura insomma in ogni istante, quindi quando è nato sono stata felice sicuramente, ma mi sono tolta un bel pensiero.
soprattutto sapere che poi sta bene, insomma, non ha avuto problemi, neanche i farmaci che ho preso, insomma, hanno dato problemi. Sara, che con sé ha il bambino, è la prima donna trapiantata di cuore ad essere diventata mamma a Padova. Numerosi i rischi corsi, spiega Paola Veronese, direttrice del centro. In generale la paziente cardiotrapiantata deve attendere almeno un anno dal trapianto, perché nel primo anno la gravidanza è sconsigliata per l'alto rischio di rigetto e perché la terapia immunosoppressiva è a dosaggi più elevati, e durante la gravidanza può avere delle complicanze sia dell'organo trapiantato, può avere delle problematiche legate alla riattivazione di alcuni virus come citomegalovirus, e poi appunto essendo immunodepressa dalla terapia che deve fare, e poi può avere delle problematiche che possono complicare la gravidanza. Nel 2024 questo centro ha seguito 4.000 pazienti. Nell'ultimo anno hanno partorito anche 3 donne in trattamento oncologico in collaborazione con lo IOV. Un fiocco azzurro, quello appeso per Elia, per una nuova vita che rappresenta davvero una speranza. Il servizio di Francesco Rattai, tra l'altro nell'ospedale di Padova e anche di Verona sono ricoverati i bambini feriti a Gaza che verranno curati in Italia, sono 4 complessivamente in Veneto. Tra denatalità e chiusure inevitabili, a proposito di bambini, l'assessore Gloria Sernagiotto fa il punto sulla fine dell'anno scolastico per gli istituti del comune di Treviso. Si chiude un anno pieno di progettualità per le scuole di primo grado cittadine, ma anche con qualche riassetto per l'anno che verrà. La denatalità in primis, ma anche la necessità di rendere i plessi più efficienti. L'assessore alle scuole, Gloria Sernagiotto, traccia il percorso intrapreso dall'amministrazione. Noi siamo una città che ha una popolazione studentesca sicuramente importante ancora in termini numerici, ma che decresce ogni anno, come sta accadendo un po' dappertutto. Quest'anno abbiamo dovuto chiudere un plesso, ricordo che scuole primarie nel territorio di Treviso ce ne sono 23 e abbiamo più di qualche plesso che è sottodimensionato in termini di numeri di bambini, quindi sono stati accorpati 2 plessi vicini a meno di 1 chilometro di distanza, entrambi sottodimensionati in termini numerici, e le Masaccio sono pronte ad accogliere i 27 bambini delle scuole Pascoli da settembre. L'assessore si riferisce in particolare alla chiusura della scuola Pascoli, che verrà accorpata alla Masaccio, non senza qualche polemica nei giorni scorsi, anche se il percorso di accompagnamento era già stato programmato. Abbiamo proposto l'attivazione di un pulmino dedicato, di una navetta per spostare i bambini. Ora stiamo raccogliendo le adesioni, perché chiaramente lo attiviamo se c'è un minimo di interesse da parte delle famiglie, però io sono convinta che questo, pur con il rammarico della chiusura di un plesso che, ricordo, non rimarrà chiuso ma verrà destinato a ospitare gli studenti dell'istituto Fleming, quindi comunque c'è una continuità scolastica di destinazione di quel plesso, ma io credo che alla fine per i bambini entrare in una scuola frequentata da altri loro coetanei, quindi un contesto più popolato con maggiori occasioni di incontro, di confronto, sarà un'occasione, alla fine si rivelerà comunque positiva per loro. Particolare soddisfazione c'è per i numerosi progetti portati a termine che hanno coinvolto tutte le scuole. Tantissime attività che tutte le nostre scuole della città hanno proposto, andando anche al di là della didattica tradizionale, ma cercando di veramente creare esperienze per i nostri giovani significative che possano accompagnarli nella loro crescita e che talvolta possono essere anche più efficaci rispetto alla didattica tradizionale, che non deve mancare ma che va accompagnata da occasioni diverse per loro di mettersi in gioco, di conoscersi, di sperimentarsi. A Mestre il via all'abbattimento di alcuni alberi che sono stati giudicati a rischio caduta dagli uffici comunali, alberi in Viale Garibaldi. Il doppio filare di tigli di Viale Garibaldi lo rende un piccolo gioiello nel cuore di Mestre, un'arteria importante della viabilità cittadina che è allo stesso tempo un polmone verde a 2 passi dal centro. Ma oggi il placido cinguettio di Viale Garibaldi è improvvisamente rotto da un rumore un po' diverso.
Il destino di una mezza dozzina di tigli giudicati a rischio caduta è segnato, una sentenza senza appello la cui esecuzione intende preservare l'incolumità delle persone. Più di un secolo fa questo viale era stato voluto e progettato da Napoleone Ticozzi, allora sindaco di Mestre, e Avo di Paolo Ticozzi, consigliere comunale di opposizione a Venezia. Questi doppi filari di tigli sono anche vincolati con un vincolo monumentale, data la bellezza del viale che unisce il centro di Mestre a Piazza Carpenedo. Adesso vengono abbattuti alcuni di questi tigli, pare per malattie. Io ho piena fiducia nei tecnici del comune, spero che abbiano fatto però tutti i passaggi dovuti con la soprintendenza proprio a causa del vincolo di cui dicevo prima. Inevitabilmente il pensiero di molti è corso ai fatti di Piazzale Roma, al Leccio che il 2 giugno è crollato improvvisamente su una dozzina di persone provocando 2 ferite gravi. Il 6 giugno una pesante robinia di alto fusto è crollata in via Lepanto al Lido, fortunatamente alle 4 del mattino e sul lato canale. Il 7 giugno si è data esecuzione al primo abbattimento disposto dal Comune, un albero a Piazzale Roma, accanto al Ponte Papadopoli, a qualche decina di metri dal Leccio sottoposto a sequestro giudiziario. Sorprende un po' come improvvisamente, dopo quanto accaduto in Piazzale Roma, con l'albero che è caduto, si inizino a tagliare un sacco di alberi. Forse c'è un po' di timore e forse delle manutenzioni preventive potrebbe essere che non siano state fatte come sarebbe stato dovuto. Mentre i governatori di Veneto, Lombardia e Piemonte appoggiano l'emendamento della Lega per rinviare di un anno lo stop ai mezzi diesel Euro 5 da ottobre, l'allarme di Federcarrozzieri e del mondo economico che parlano di conseguenze pesantissime. L'allarme arriva da Federcarrozzieri. Lo stop alle auto Euro 5 dal 1° ottobre farà da effetto tsunami sul mercato automotive, facendo schizzare alle stelle i prezzi dell'usato, con rincari anche per le auto nuove. In Veneto si parla di oltre 340.000 veicoli che rischiano di rimanere fermi nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30 nei comuni sopra i 30.000 abitanti. La richiesta della federazione è che la Regione Veneto vari degli incentivi per l'acquisto di vetture ecologiche o dicono sarà il caos. Il blocco dei veicoli diesel Euro 5 coinvolge auto non troppo obsolete immatricolate tra il 2009 e il 2015, anno in cui si entrò con lo standard Euro 6. Nella provincia di Treviso la misura colpisce il capoluogo e Conegliano. Molto critico il presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza, che riflette sul tema in modo globale. Sappiamo che ormai la Commissione europea e l'Unione europea ha preso questa strada, a mio avviso troppo velocemente, perché avendo l'opportunità di girare per il mondo non è che si salvi il mondo solo che una parte dell'Europa, o tutti fanno un percorso come stiamo facendo noi, altrimenti se vedessero cosa c'è in giro per il mondo, che 14 girano e cosa inquinano, e questo sta mettendo in crisi le nostre aziende. Vediamo qual è il settore adesso come l'automotive che è inchiodato, e le grandi case europee sono inchiodate. Non solo prezzi alle stelle per l'usato, ma anche il nuovo subirà un rialzo presso i concessionari in un mercato già vessato da pesanti rincari per l'energia e per la guerra in Ucraina. Basti pensare che in Italia il prezzo di un'auto è passato da una media di circa 21.000 euro del 2019 ai 29.300 del 2024, con una crescita del più 39,5%, e che il parco auto circolante nel bel paese è il più vecchio d'Europa. Nel frattempo il cortocircuito nel governo continua. La Lega con Salvini ha annunciato un emendamento al decreto infrastrutture per sospendere il blocco previsto ad ottobre, chiedendo anche una revisione del calendario con Bruxelles. Ma il ministro dell'Ambiente di Forza Italia, Pichetto Fratin, è chiaro: sono le regioni a dover prevedere i piani sulle emissioni. Diminuire le tasse ed aiutare i contribuenti ad acquistare nuovi veicoli sarebbe auspicabile, ma anche questa promessa fatta da Giorgia Meloni lascia il presidente Pozza perplesso, con la spesa per la difesa che sarà aumentata e quella per la sanità da ritoccare. Il governo che fa delle promesse o prospetta delle promesse che probabilmente sarà difficile che le sui mandati dei governatori prima si dice no, poi si va al Consiglio di Stato, adesso si dice sì, e i programmi, qui si parla di uomini o si parla di programmi?
Mario Pozza, presidente di Union Camere. Adesso passiamo alla politica. Continua lo scontro sul terzo mandato. Da una parte Lega e Fratelli d'Italia che sono favorevoli, invece il no pronunciato l'altro giorno dal vice premier Antonio Tajani, che addirittura evoca Mussolini e Hitler. E sullo stesso tema l'ipotesi slittamento elezioni con anche il centro-sinistra che attacca il centro-destra. Vediamo. La bomba la sgancia il vice premier e numero 1 di Forza Italia Antonio Tajani in mattinata. 2 mandati sono sufficienti perché non servono incrostazioni di potere. Non è una questione di volontà popolare, anche Hitler e Mussolini avevano vinto le elezioni. Un presidente di regione nel suo territorio ha più poteri di quanto ne abbiano il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica sul territorio nazionale. Quindi, troppo tempo seduto su una poltrona vuol dire rischio di autoritarismo. Se lo scontro con la Lega nel centrodestra fosse una corsa, si potrebbe dire che Forza Italia ha superato Fratelli d'Italia con uno sprint come nemmeno l'Usain Bolt dei tempi d'oro. Certo, che gli azzurri non siano mai stati favorevoli al terzo mandato è cosa nota, ma i toni sono sempre più forti. Proprio nei giorni in cui i meloniani invece hanno aperto lo spiraglio. Zaia incassa le parole di Tajani e rilancia con aplomb. Io immagino che non sia proprio così, dopodiché ognuno la pensa come vuole, nel senso che poi il consenso popolare, lo diceva Rousseau, nel contratto sociale il popolo ti dà la delega e quando non rappresenti più ti toglie la delega. Non è che il numero dei mandati ti legittima subito ad andare a governare, devi sempre andare alle elezioni. E ci sono posizioni di contrarietà di un partito rispetto a una proposta di un altro e viceversa, accade sempre così, poi troveranno una soluzione se decidono di trovarla, se decidono di non trovarla non verranno sbloccati i mandati e poi ognuno prenderà le proprie decisioni. Meno morbido il capogruppo del Carroccio a Ferrofini che parla di parole stonate da parte di Tajani. Soprattutto dette da chi ogni giorno ci insegna su come dovremo tenere unito il centrodestra. Fanno un po' braccetto con quelli che sono gli attacchi quotidiani che Forza Italia ci fa in Veneto da più di un anno. Suggerirei a tutti di tenere il profilo molto basso. Andare a scomodare dei periodi storici bui del nostro paese sicuramente non aiuta e sicuramente non aiuta un percorso che sia calmo e ordinato verso la prosecuzione della legislatura. In ballo c'è l'ipotesi di uno slittamento delle elezioni alla primavera 2026, per il PD un fatto gravissimo. Si è superato il limite della licenza. Ancora una volta il centrodestra, a pochi mesi dalle elezioni regionali, tenta di riaprire questa discussione e lo fa calpestando la dignità delle istituzioni, lo fa per interessi di parte, lo fa per le liti che ci sono al proprio interno, quando è del tutto chiaro che la Corte Costituzionale ha stabilito che c'è un limite dei mandati e che non si possono certo spostare le elezioni per volontà di una parte politica. E poi ci sono loro, i meloniani del Veneto, che hanno sempre puntato alla guida regionale e che ora si trovano paradossalmente ad essere spettatori di quanto i loro vertici romani stanno decidendo. E mentre il sondaggio di Ring vede tra gli elettori di centrodestra una valanga di sì per la riapertura della partita, il mantra di Fratelli d'Italia da giorni è uno solo: discutere una cosa, decidere un'altra, anche perché la questione terzo mandato non riguarda soltanto il Veneto. Quando poi andiamo a parlare di leggi sul terzo mandato e quant'altro, bisogna anche porle anche per le altre regioni. E quindi io mi chiedo, ma il Parlamento che domani mattina dovrà legiferare in fretta e furia, perché adesso credo poco ai decreti fatti così dal giorno alla notte, ma il Parlamento che va a legiferare, una serie di coalizioni che però hanno, ognuna di queste, una partita aperta sui propri candidati. E quindi io ritengo che sulla questione del terzo mandato non siano cambiate le cose, che si stia discutendo può esserci tranquillamente. Ne aveva parlato ovviamente anche ieri sera a Focus, tra gli ospiti il consigliere regionale della Lega Marco Dolfin. A livello nazionale, insomma, ci rappresenta a livello europeo, ovviamente ha le sue caratteristiche, non possiamo nasconderlo, però credo che possa essere utile alla Lega, soprattutto su certe tematiche. È una persona comunque preparata, funzionale, e credo che in questo momento possa essere, diciamo così, una figura in più nell'ambito della operatività in campo Lega. Certo, a qualcuno può sembrare invadente su certe tematiche e quant'altro, però credo che le risposte poi avvengono poi anche attraverso il seguito. Insomma, non credo che da parte
del mondo della Lega ci sia una contrapposizione, che ben se ne dica, e dunque abbiamo anche da scoprirlo comunque a tutti gli effetti. Quello che ha detto ovviamente sono un po' la discussione che ogni giorno ormai ci segue in tutte le realtà operative istituzionali, e volevo anche riprendere il discorso di prima, se mi permette, prego, direttore. no, certo. Frasi che ritengo poco opportune da parte di un ministro degli esteri, primo, anche se è il leader di un partito. Seconda cosa, da che pulpito che viene la predica? Perché se qualcuno mi venisse a dire che è il primo mandato che fa da ministro al Parlamento romano, sarei anche contento che le dicesse queste cose. Ma da un ministro degli esteri che è seduto in Parlamento italiano e che ha ricoperto vari ruoli a livello europeo, mi aspetto ben altro. Non ci venga a fare la predica il ministro degli esteri alla Lega e a tutti i partiti in generale, perché oggi può essere la Lega a rivendicare un ruolo, domani può essere Fratelli d'Italia o il PD o chi che sia, però non accetto queste insinuazioni, perché... Questo Marco Dolfin ieri sera a Focus all'inizio si riferiva al generale Vannacci, che ieri è sbarcato in Veneto, è tornato in Veneto, è stato prima a Belluno e ieri sera anche a Treviso, dove lo abbiamo ovviamente sentito. Sentiamo. Grazie, non riesco a fermarmi perché ho un impegno, grazie mille, avremo modo, mi sono fatto dare anche il tuo contatto, così se hai bisogno. Per me i mandati possono essere da 1 a N con N grande piacere, non ho mai avuto dei problemi, penso che la volontà popolare e la sovranità popolare vada rispettata, ma sono altrettanto favorevole al rispetto delle regole. Se c'era una regola che stabiliva il secondo mandato e non va più bene, è giusto cambiarla. Sembra solamente strano che lo si faccia sotto le elezioni, perché sembrerebbe un provvedimento ad persona. Una lista Vannacci? Non lo so, la strategia è quella che conta, contano i risultati, quindi in base a quello che si vorrà raggiungere si studieranno le strategie più opportune, più efficaci, e poi non svelo oggi quello che potrebbe essere una sorpresa domani. Così il generale Vannacci, e poi c'è anche la questione sicurezza, e ne ha parlato nuovamente il sindaco di Treviso Mario Conte l'altra sera a Ring. L'appello che faccio a Fratelli d'Italia è quello di rientrare nel perimetro di un comportamento leale e corretto, che deve essere reciproco, e andare avanti. I cocci sono ancora da ricomporre, la frattura lascia segni tuttora evidenti. Sicurezza, zone rosse e Fratelli d'Italia, il menù di queste settimane a Casugana. Così, mentre si attende un nuovo incontro con i vertici provinciali dei meloniani, a Ring Mario Conte prova a sintetizzare giorni di attacchi e contrattacchi, passeggiate per la sicurezza e frizioni. Non c'è la necessità davvero di altre zone rosse in città? No, ma tra l'altro voglio dire, c'è stato anche una chiacchierata assolutamente amichevole tra il questore e il capogruppo di Fratelli d'Italia di Bertolazzi, che ha spiegato quelle che sono le caratteristiche delle zone rosse e le condizioni per poterle applicare, no? Questo per evitare illusioni ai nostri cittadini, cioè sul tema della sicurezza noi dobbiamo essere estremamente seri e non fare propaganda. Il tono è morbido, le parole meno, ma per il primo cittadino la questione è una sola: la zona rossa nel quadrante di Via Roma sta funzionando, spiega, anche per la percezione di sicurezza di chi ci vive e ci abita, e ha un senso in quanto a ridosso della stazione ferroviaria e degli autobus. L'atteggiamento dei meloniani, Conte se lo spiega così. Abbiamo tutti una grande sensibilità sul tema della sicurezza e siamo tutti volenterosi di fare bella figura nei confronti dei nostri elettori, ma la bella figura la si fa proponendo qualcosa di realizzabile, non illudendo le persone che si possono allargare, cambiare, aumentare le zone rosse. La zona rossa è stata istituita dai professionisti della sicurezza, quindi prefetto e questore. Tutte le altre proposte non sono, purtroppo non si possono prendere in considerazione. Così il sindaco Mario Conte, che è anche presidente dell'ANCI, questa sera a Bassano del Grappa la presentazione del nuovo libro di David Parenzo, Lo scandalo Israele
ore 21:15 alla rassegna Resistere 2025. Castello degli Ezzelini dialogheranno con l'autore Maurizio Molinari e Lina Palmerini, e noi avremo anche durante Focus, faremo un collegamento in diretta. Andiamo in pubblicità 2 minuti e torniamo subito. Da 7 mesi in carcere in Venezuela il cooperante veneziano Alberto Trentini. Ieri un appello disperato della madre. Ci racconta tutto Lorenzo Maier in diretta telefonica. Che novità ci sono, Lorenzo? Buongiorno direttore, e te ai nostri telespettatori di Rete Veneta. Come dicevi giustamente, la novità principale è che la mamma di Alberto Trentini, per la prima volta, possiamo dire, da quando è successa questa vicenda, da quando è stato arrestato il figlio Alberto, lo ricordiamo, arrestato in Venezuela dal 15 novembre, quindi come dicevi giustamente da 7 mesi, per la prima volta Armanda Corusso ha parlato ieri ai microfoni e quindi anche ai nostri microfoni. Lo ha fatto in una conferenza stampa convocata dall'associazione Articolo 21, guidata dal giornalista e coordinatore nazionale dell'associazione Giuseppe Giulietti, presso la sede dell'ordine del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti a Roma, quindi una platea per fare il punto sulla vicenda di Alberto Trentini anche con gli inviati italiani, gli inviati della stampa estera. La mamma di Alberto ha detto, lo sentiremo questa sera nei telegiornali, non dimenticatevi di Alberto, continuate a parlare di lui. Possiamo dire, direttore, che da ieri registriamo un almeno parziale cambio di rotta nella comunicazione. Fino ad ora era stato raccomandato di tenere i toni bassi e le comunicazioni sono arrivate molto centellinate, molto gestite. Ieri l'appello della madre è stato quello di continuare a parlare, anzi si è rivolto ai giornalisti dicendo: ci aiuterete voi, anche voi con il vostro contributo, a liberare Alberto. Quindi registriamo, non sappiamo a cosa porterà, ma insomma la giornata di ieri è anche un cambio di rotta significativo nella comunicazione. Con Armanda Corusso c'era anche l'avvocato Alessandra Ballerini, lo ricordiamo, una delle più importanti esperte di diritto internazionale, l'avvocata che sta seguendo il caso di Giulio Regeni, che ha seguito da quando il ricercatore era già morto, ma che sta assistendo la famiglia. Alessandra Ballerini, che ha dato 2 notizie molto importanti. La prima è che per la seconda volta ha depositato le richieste affinché lei, come legale della famiglia, si possa recare di persona in Venezuela. Lo aveva già fatto, ha detto nella conferenza, un'altra volta, ed è in attesa di risposta. Ricordiamo che affinché lei si possa realmente recare c'è bisogno del benestare delle autorità venezuelane, e per questo motivo anche i colleghi che erano lì, per quanto sia una posizione di forte impatto, ricordavano che è difficile che si possa concretizzare questa azione in tempi brevi. Però insomma registriamo questa posizione. Lei ha depositato tutte le carte in attesa di risposta. Ricordiamo che Alberto Trentini attende ancora in carcere una visita consolare, fino ad ora non c'è mai stata. L'altra notizia data dall'avvocato Ballerini è che ha fatto un appello affinché la Premier Giorgia Meloni possa, quando lo riterrà opportuno, nelle sue uscite pubbliche, nei suoi interventi, citare per nome anche la vicenda di Alberto, citando appunto per nome Alberto Trentini, auspicando che questo suo intervento possa agevolare e aiutare la liberazione. Bene, Lorenzo. Sono i contatti tra la famiglia e il governo, lo ricordiamo, sono comunque costanti e tenuti dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. Grazie molte a Lorenzo Maier, grazie per questo aggiornamento. Vediamo
un titolo dal Corriere della Sera: a Venezia uno striscione contro le nozze di Jeff Bezos, previste in giugno. La città, dicono vari comitati che difendono la dignità della città, non è in vendita, e sono quindi manifestazioni e l'intenzione di questi comitati di protestare anche nel giorno delle nozze, perché sostengono che Venezia non può essere blindata per la volontà del finanziere. Claudio Sterpin è tornato a parlare alla nostra emittente triestina di Tele4, rivelando ciò che dirà in sede di incidente probatorio nell'udienza fissata al 23 luglio. Al centro della questione ovviamente quella telefonata con Liliana Resinovic alle 8:22 del 14 dicembre del 21. Non abbiamo fatto niente altro che pianificare per un poco più compiutamente l'itinerario, il cosa, il dove saremmo andati 3 giorni dopo. Noi 3 giorni dopo dovevamo sparire da Trieste, lei se ne andava da casa, probabilmente aveva già accennato qualcosa a Sebastiano e non è escluso che questa sua volontà sia stata un'autocondanna a morte, punto. Questo dico io. Parole che lasciano poco spazio all'interpretazione, quelle di Claudio Sterpin, mentre con la memoria ripercorre gli ultimi momenti passati al telefono con Liliana Resinovic prima della definitiva scomparsa. È la telefonata della mattina del 14 dicembre 2021 alle 8:22. I due stavano programmando la loro fuga da Trieste, poi Liliana è uscita di casa e non è più tornata. La chiave del mistero ruota attorno a quelle ore, dalle 8:50 circa fino a mezzogiorno. In questo intervallo è successo qualcosa di terribile, secondo il pubblico ministero Ilaria Iozzi, che coordina le indagini. Liliana sarebbe stata uccisa dal marito Sebastiano dentro il boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, all'altezza del Civico 21, stando al documento di richiesta di incidente probatorio che il PM ha depositato sul tavolo del GIP. Sebastiano sapeva tutto di noi da mesi, per non dire da qualche anno, ma da mesi sicuro. Parole che verranno ripetute nell'udienza di incidente probatorio fissata per lunedì 23 giugno. Le dichiarazioni di Sterpin verranno assunte come prova in vista del processo. La verità è una, io l'ho detta dall'inizio, io ho detto la verità quando nessuno la sapeva, cioè il 15 dicembre del 21. Liliana era scomparsa da 10 ore o 12, da poco, in parole povere. Il 15 dicembre io mi sono presentato in questura, come ben si sa, e agli atti, e ho raccontato tutta la nostra storia. Sono rimasto a parlare 2 ore e mezza spontaneamente. E quello è sacro, e lo ripeto lunedì prossimo, perché non c'è altro. Dopo la telefonata Liliana è uscita di casa, ha buttato la spazzatura percorrendo via Damiano Chiesa per arrivare infine in piazzale Gioberti, ultimo avvistamento, poi il buio totale. Qualsiasi cosa che mi chiedono, qualsiasi, mi troverà preparato a rispondere, ma qualsiasi. Io sono semplicemente quello che sa gli ultimi movimenti e le ultime volontà di Liliana, di questo sono certo, sicuro, e lo voglio ripetere, punto, tutto qua. Claudio Sterpin, intervistato da Gianluca Paladin. Vediamo un titolo dall'Arena di Verona: proteste, arresti di massa a Los Angeles. Il manager veronese dice raid davanti a scuole e market, e la città ribolle. Il manager Pisani che dice non deve essere fatta confusione tra la protesta civile e gli atti da parte di delinquenti che si attivano durante la notte. Gli alpini in marcia verso la Triveneta di Conegliano, che ovviamente noi seguiremo in diretta con le nostre reti. Grande attesa per gli alpini della Montegrappa che arriveranno a migliaia. Ne abbiamo parlato con il presidente di sezione Giuseppe Rugolo, ne ha parlato Ferdinando Garavello. Manca davvero pochissimo alla Donata Triveneta, raduno del terzo raggruppamento di Conegliano. Continua il nostro viaggio di avvicinamento verso questo importante evento. Gli alpini hanno ancora
nel cuore, negli occhi Biella, naturalmente la gloriosa Dunata di Vicenza dell'anno scorso, ma quella di Conegliano ha un aspetto tutto particolare, ha un sapore davvero particolare per gli alpini. Quando si parla di alpini non si può non citare il ponte di Bassano che porta il loro nome, la sezione ANA Montegrappa. Siamo col presidente Giuseppe Rugolo che ci racconta come vi state preparando. Ci stiamo preparando come al solito, perciò bene. Gli alpini sono pronti per invadere pacificamente Conegliano. Sarà un grande raduno del terzo raggruppamento, detto anche del Triveneto, e sono sicuro che domenica saremo veramente in tanti a rendere onore a questa città che lo merita. Avete molti impegni quest'anno, si torna anche sul Tomba per alcuni appuntamenti che sono davvero diventati tradizione. Qui a Bassano c'è la consegna del cappello alpino, l'Ortigara è a 2 passi, il Grappa è a 2 passi, diventa una sorta di epicentro non solo di appuntamenti ma di valori alpini a questo punto. Ma certamente, spoglio da qualsiasi presunzione, Bassano non per niente è definita un po' la piccola capitale degli alpini per antonomasia. Ha citato il Tomba, siamo la prima domenica di settembre, che è una cerimonia a carattere nazionale. Poi ricordo che la domenica dopo saremo a Malo, ospiti del gruppo di Malo, per celebrare il raduno delle sezioni vicentine, e poi per noi di Bassano domenica dopo saremo a Tezze sul Brenta per la nostra sezionale, sicché si può dire sarà proprio veramente un settembre di fuoco. Però prima ci saranno tutte quante le altre cerimonie che determinano ogni anno il calendario della sezione Montegrappa e non solo, e come sempre gli alpini di Bassano ci saranno. Presidente, lei ha citato molti appuntamenti nei prossimi mesi. Ogni anno tutti dicono gli alpini sono sempre meno, chissà dove si andrà a finire, eppure abbiamo visto una Dunata a Vicenza che con lo sfilamento che è finito alle 10 di sera. A Biella non finivano più di sfilare gli alpini. Voi avete tantissimi eventi che portano migliaia di alpini. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire resilienza, vuol dire determinazione, vuol dire vicinanza ai nostri valori, alla nostra storia, al nostro territorio. Vuol dire che, sia pur magari con qualche acciacco in più e qualche primavera in più, gli alpini ci sono, gli alpini resistono, gli alpini vogliono dimostrare che con buona volontà e con determinazione si può fare ancora la differenza, e lo dimostrano con tutto quello che fanno. Con queste parole noi ringraziamo Giuseppe Rugolo, presidente della sezione ANA Montegrappa, per la sua disponibilità. Buona Dunata a questo punto. Grazie, e appuntamento a Conegliano a domenica prossima, dove io presumo che la sezione Montegrappa sarà veramente in grande forma, e stimiamo in circa 1500-1600 uomini della sezione Montegrappa a rendere onore al labaro nazionale. Grazie a Ferdinando Garabello da Bassano del Grappa. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Mattia Pizzaia e Italo Morao. State con noi. In marcia le penne nere anche dal Friuli Venezia Giulia per la Triveneta di Conegliano. Sentiamo in diretta Omar Costantini da Gorizia. A te Omar. Sì, buongiorno direttore, un saluto anche agli amici di Rete Veneta. Allora saremo velocissimi, siamo esattamente all'interno della sede della sezione di Gorizia. Subito Paolo Verdoliva, venga qui presidente. Allora stiamo buono qua per dire, c'è grande attesa per questo raduno triveneto. Gli alpini insomma di Gorizia sono pronti a partire per raggiungere il Conegliano, siete tantissimi, no? Come sempre. Avremo un'adeguata rappresentanza, sicuramente una corriera piena che partirà da Gorizia la domenica mattina, c'è chi andrà già il sabato e sarà lì il sabato e la domenica. Comunque faremo la nostra importante presenza, anche perché il raduno triveneto di Conegliano è il raduno del terzo raggruppamento, ma ricorderemo anche in quella bellissima giornata che saremo con gli amici di Conegliano, festeggeremo i 100 anni di fondazione della sezione di Conegliano. E non solo, vorrei dire ancora una cosa: la sezione di Conegliano è la sezione custode del gruppo Conegliano del terzo reggimento di artiglieria alpina a Gorizia dal 1926
al 1943 era presente il comando con il gruppo Udine del 3° Reggimento Artiglieria Alpina, quindi questo è anche un motivo di rapporti, di vicinanza e di collaborazione tra la nostra e la loro sezione. Insomma, tutto pronto? Siete già un centinaio, insomma, già in marcia, diciamo così, verso Conegliano. Per concludere, Presidente, già si lavora alle edizioni sezionali, no? Sicuramente dopo Conegliano avremo tante altre iniziative, ovviamente, però ci stiamo già preparando alla Dunata di Genova del prossimo anno e soprattutto, mi piace ricordarlo, il prossimo anno ci sarà il 50° del ricordo del terremoto e la raduno Triveneto il prossimo anno sarà a Genova del Friuli. Infatti domenica al termine della sfilata ci sarà il passaggio della stecca tra la sezione di Conegliano e la sezione di Genova del Friuli. Bene, ringraziamo Paolo Verdoliva, Presidente della sezione di Gorizia, e ripasso la linea al Direttore Baccialli. Omar, grazie molte. Andiamo in diretta dal Tenente Lucio Zanato. A te, Lucio. Anche lui dopo. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo invece noi a Conegliano, dove gli alpini di Gorizia arriveranno probabilmente sabato o domenica e sono con la 4ª medaglia d'oro, cioè il 4º gruppo che si onora di avere la medaglia d'oro, di cui è fregiata la sezione di Conegliano. Pietro Maset, nel senso che Pietro Maset ha la medaglia d'oro, invece Alberto Segato è il capogruppo. Capogruppo, Pietro Maset chi era, per chi non conosce la storia? Buongiorno a tutti i telespettatori intanto. Pietro Maset ricordo che ha fatto che ha combattuto in Grecia e in Albania, poi ha combattuto nella campagna di Russia tristemente nota e dopo l'8 settembre del 1943 è entrato in clandestinità ed ha fondato poi successivamente la Brigata Osopo, per cui era un partigiano, è stato un partigiano. Un alpino partigiano. E allora entriamo dentro con Nicoletta, che magari ci anticipa, così intanto fa vedere gli altri alpini, perché come per ogni collegamento capogruppo qui ha invitato anche i gruppi fratelli. Sì, ci sono vari gruppi, tra cui ricordo il gruppo di Ogliano, il gruppo di Corbanese, il gruppo di San Fiore, il gruppo di San Venemiano e il gruppo Città. Abbiamo messo a disposizione la nostra sede per questo evento, per il Triveneta e per il centenario della sezione, ospitando anche domenica un pranzo con circa 270 commensali alpini, tra cui ci sarà anche un gruppo che verrà dall'Abruzzo, che è il gruppo di Pessina. Ecco, giusto per dire che questa è una Triveneta, ma una Triveneta davvero particolare. Velocemente degli aggiornamenti, cominciamo con il sindaco che si è spostato. Direttore, allora, sindaco, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità, c'è un'ordinanza? Ma assolutamente sì, innanzitutto ringrazio gli alpini perché hanno distribuito nell'area dell'ammassamento e dell'inizio della sfilata a tutta la via, a tutti i coneglianesi, quelli che sono le indicazioni per la viabilità e le indicazioni per i parcheggi, anche in centro. Invece per tutti coloro che arriveranno da fuori l'invito a visitare il sito del Comune, a leggere l'ordinanza, anche perché è stata fatta in maniera precisa, elaborata per mesi insieme agli alpini. Siamo arrivati a una connotazione definitiva che secondo noi elimina i disagi e dà la massima visibilità a questa festa. Ecco, allora adesso invece chiedo a Mattia, che è in regia, il nostro Mattia, di far vedere delle immagini che abbiamo registrato ieri sera e le facciamo commentare dal nostro Alessandro Cenedese, che è della logistica. Quelle aquile che stiamo vedendo adesso nel buio, dove sono adesso? Sono montate, le abbiamo montate stamattina alle 7, c'era la piattaforma pronta per montarle sui pennoni della scalinata degli alpini. E quindi è tutto pronto anche per il primo evento ufficiale, che sarà sabato mattina alle 10 con l'alzabandiera? Con l'alzabandiera faremo l'alzabandiera proprio lì alle 10 con le 2 aquile un bel colpo d'occhio. Sì, è una bella soddisfazione, perché come sempre bisogna spingere per poi arrivare a meta. Bisogna ringraziare anche a chi comunque ha avuto quell'idea delle aquile, che è stato il nostro direttore del Fiamme Verdi, che è stato lui che ha avuto quell'idea delle aquile, e insomma è stato un bel... Per il resto sta procedendo tutto, so che le brandine sono arrivate, so che la viabilità è verificata, so che ci sono tutti i cartelli, insomma per chi sta pensando di venire già da venerdì è già tutto pronto. Qui è un orologio che sta andando avanti. Velocemente vogliamo presentare anche 2 gruppi che sono qui con noi oggi. C'è intanto il gruppo di Ogliano. Voi come gruppo di Ogliano avete quasi una fratellanza con questo gruppo Maset, perché fate la manutenzione della tomba di Pietro Maset. Sì, esatto, noi praticamente curiamo la manutenzione ordinaria di entrambi i
cimiteri, sia di quello di Ogliano e di quello di Scomigo. In quello di Scomigo si trova la tomba di Masette e lì interveniamo per tenere bene le cose. Ecco, è importante, gli alpini fanno tutto, mettono a posto anche i cimiteri perché l'ordine deve essere importante. Sì, è essere calati sul territorio. Nei cimiteri ci sono i nostri genitori, ci sono i nostri nonni, ci sono i nostri avi ed è per noi un onore fare questo, tenere pulito, tenere un giardino per loro, ecco, in questo senso. Ecco, grazie. Andiamo invece al gruppo di Corbanese. In realtà dovevano schierarsi in altra maniera, dopo ne parliamo. Allora, capogruppo di Corbanese, voi invece date ospitalità, perché un'altra cosa importante è che chiaramente con una Triveneta ci sono tantissimi alpini e non tutti pernotteranno, rimarranno all'interno della città, e quindi anche i gruppi contermini hanno offerto la loro ospitalità. Nel caso particolare sono addirittura i fratelli che vengono giù dalle montagne. Sì, noi abbiamo ospiti la banda Borsoi di Fara dal Pago, abbiamo ospiti gli alpini di Falcade di cui siamo gemellati, quelli di Ospitali di Cadore che siamo amici, insieme con quelli sempre di Fara dal Pago. Insomma, una grande festa quella della Triveneta. Direttore, qui sta procedendo tutto quanto. Voglio solo ricordare ai nostri telespettatori che saremo presenti in diretta costantemente nel corso proprio della Triveneta a partire dalle 13:30 di sabato pomeriggio, poi andremo avanti fino alle 11:30, mezzanotte, addirittura mezzanotte e mezza, dipende quando ci sarà il canto finale, che non va perso assolutamente perché è un evento unico nel suo genere alla scalinata degli alpini, e poi naturalmente dalle 7:30 domenica mattina lo sfilamento lungo le vie principali della città. Ma tutti gli altri aggiornamenti vi daremo nei prossimi collegamenti. A te, direttore. Grazie a Duccio Zanato e a Nicoletta Rizzetto. Chiudiamo con lo spettacolo teatrale Nude alla meta, operazione burlesque che ha avuto un grande successo sabato scorso a Treviso. La compagnia Tutti più uno, ovviamente era sul palco per la regia di Davide Stefanato e Igor Barbazza, spettacolo che sarà replicato sabato prossimo e vedremo tra poco dove. Intanto vediamo alcune scene di questo spettacolo. Per favore. Posso offrirvi qualcosa? Acqua del Tibet, ragazze, è una fantastica acqua del Tibet. Ma a proposito, cosa stavate facendo? Le prove? Prove di cosa? Spogliarezza! Ora vi spiego. Ma dai, non tenermi sulle spine, cosa è successo? Questa mattina al bar un articolo sul giornale che mi ha molto incuriosito. Parla di un concorso rivolto a tutte quelle donne che non si sono mai cimentate in niente nella loro vita e per la prima volta possono farlo attraverso la realizzazione di un ballo, e naturalmente in premio c'è una grossa somma di denaro. Il ballo, che però è un po' disinibito. Disinibito? In che senso disinibito? Nel senso di libero, sciolto, spregiudicato, disinvolte. Teresa, sappiamo benissimo cosa significhi disinibito. Vogliamo sapere cosa intende Gisella. Il fine di questo ballo è riscoprire la propria femminilità. Ma dai Gisella, rimetti la testa a posto. Ma guarda come ti sei ridotta. Torna alla vita sana del paese. E poi ballare è un'altra cosa. Ma che ballo è? Si chiama burlesque. Cos'è? Mai sentito? Burlesque? Io so cos'è. Ci si spoglia? Nude? Senza vestiti? Nude! Risate e tanti applausi per questo spettacolo Nude alla meta, operazione burlesque della compagnia Tutti più uno, che sarà replicato sabato 14 giugno alle 20:45 all'Auditorium Graziotto in via Centro 24 a Salvatronda. L'ingresso a offerta libera, la regia
dei mitici Davide Stefanato e Igor Barbazza. È tutto per oggi, grazie al nostro regista Mattia Pizzaia, che è in regia ai nostri registi Mattia Pizzaia e Italo Morao. Vi dico quali sono gli ospiti di Focus questa sera: Vanessa Beghin, Michele Favero, Roberto Marcato, Fosca Moro, Francesco Pontelli, Massimo Venturato, Marco Zabai e Francesca Zaccariotto. Grazie, arrivederci, buona giornata.